Sabinerica a Si racconta, il podcast che vi racconterà le fiabe, le novelle e i racconti popolari siciliani. Si racconta è un viaggio tra le storie di voci antiche che rischiano di perdersi nel tempo, storie di re e regine, di popolane abili e astute, di incantesimi da sfatare, uccelli magici, mamme draghe ingorde e di diavoli dispettosi. Shuru si va! Saggezza e mistero che ha segnato l'anima della Sicilia. Ogni puntata sarà un affascinante viaggio immersi nei suoni, nei colori, nei profumi dei paesaggi siciliani, dove si entra e si esce passando attraverso le emozioni dei personaggi, trasportandovi in una dimensione senza tempo che spalanca altri mondi. Si racconta è un podcast ideato e interpretato da Miriam Mangiarotti, registrato e prodotto da Dario Castiglione. In questa puntata ti racconterò le avventure e le disavventure della coraggiosa pellegrina Malvizia, che fu raccontata da Gatuzza Messia. C'era una volta un principe. Stu principe aveva una figlia e ne niscia pazzo. Sta picciotta non amava né spassi né divertimenti. Il suo unico svago era un vaso con una piantina di rosa. Questa piantina faceva una rosa all'anno e dentro, nel mezzo, c'erano dei semi. Una giornata, mentre lei era distratta, cala sulla rosa un uccello verde, si posa, mangia semi e se ne scappa. La picciotta si mette a dimenarsi gridando: «Ivi che focuranni, la ceddu virdi si mangiò la semenza di la rosa, io la ceddu virdi voglio, io l'uccello verde voglio». Il padre, che impazziva per la figlia, chiama consiglio sopra sta ceddu verde e ordina ai servi di mettere delle reti. Mentre la picciotta s'era nascosta, scende la ceddu virdi e incugna, s'accorge della picciotta e se ne vola via. Figuriamoci la ragazza appena lo vede volare via. Visto che l'uccello verde non si faceva prendere, lei si fece fare un vestito da pellegrina, con 2 crocchiole in tupetto, prese un bastone nero e da una scala segreta uscì fuori dal palazzo. Cammina, attraversa pianure e montagne e continua a camminare. Nel mezzo della campagna cala il buio, vede un eremo e si avvicina. «Dio sia lodato!» dice a quello che c'era dentro. «E tu che vai facendo in tastivo oscura?» dice l'eremita. «Padre mio, fece un piccato e lo voglio scuttando. Me lo vuoi tirare un buccone di pane all'uggio per stasera?» «Sì, figlia mia». E subito l'eremita le dà un bel pezzo di pane. La ragazza mangia, beve un sorso d'acqua e va a dormire. L'indomani mattina l'eremita la sveglia, le dà un mozzicone di cera e una corda e le dice: «Te, figlia mia, chisti ti servono ai tuoi bisogni». La ragazza si congeda e parte. Continua per la sua strada, cammina e trova una città con un palazzo parato a lutto. «Che succede io?» ci spia la sentinella. La sentinella ci risponde: «Alla mia regina ci spirio lo figlio e c'è lutto». Idda ci dice: «Faciteci sentire alla regina, che c'è una pellegrina che per stasera vuole alloggiamento». «Facitela trasere», dice la regina. Come la ragazza entra, la regina ci dice: «Figlia mia, a così picciotta vuite camminando e picchì». «Maestà, io feci un peccato rosso e hai a fare 7 anni di penitenza». La regina le dice: «Arresta qua». «Maestà, no. Io me ne voglio ire, ma prima di riminne voglio ricordo vostro». «Pigliati in socco voi», le dice la regina, e le mostra tutti i suoi gioielli, i diamanti e le pietre preziose. La pellegrina vede un anello con un diamante solitario e dice: «Ora io chisto voglio per ricordo». «No, figlia mia», le dice la regina, «pigliati quali vuoi, ma chisso non te lo posso urare, che è il ricordo rime figlio». «Ma voi chisto m'avete a dare?» «Ma no, che io non te lo posso urare». «Tira tu». E tira io, che la ragazza le disse: «Maestà, se voi me lo urate, io vi prometto che torno».
quando è così, pigliatillo, ma pensa non so come hai promesso. La pellegrina conserva l'anello e parte. E con i pegni siamo a 3. La cera, la corda e l'anello. Cammina, cammina, arriva a una montagna e alle falde vede uno schiavetto che le dice: E ogni vaienno, bella picciotta, vai a cercare un alloggiamento. Tale che affari, acchianando a sto pizzo di montagna, da trova un palazzo e tira un alloggio. Acchianò e tuppuliò e sente una voce di mamma draga da fare spavento. Si apre la porta e spunta un gigante grosso che per guardarlo bisognava alzare la testa. Dice il gigante: E che bene sta a fare qua, figlia mia? Che se lo senti la mamma già, ti mangia. In quel mentre ecco arrivare la mamma draga, che era una donna alta alta che campava arraffando e mangiando cristiani, pecore, capre, buoi come fossero biscotti. Si vota sta gigantessa e dice: E tu, che bene sta a fare? Subito! Mettetemi la quarara e facetemi il nevruoro. Ma il gigante si volta e fa: Lasciatela stare per stasera, meschina. Non lasciamola stare, mai pizza. disse la mamma draga. E la chiamò Malvizia perché le sembrava nica nica come la malva. L'indomani le disse: Mai pizza! Scicami sto rame, che io ne esco, per buscarmi lo pane. Quando torno, se torna all'esto, io ti faccio squagliare. Fatto sta che il rame era proprio tanto, eppure se Malvizia si metteva d'impegno non le bastavano 2 giorni per lucidarlo. Mischina! Appena sentito quell'ordine si mise a piangere. E come a fare a scicare tutto sul rame? Mentre piange e si dispera, si affaccia alla finestra e vede l'uccello verde nella pianura. Si rivolge al gigante e dice: Ah, Ali, e come voglio fare che la mamma già vuole scicato tutto sul rame? Ali esce, trova l'uccello verde e gli racconta tutto. È buono. Gli dice l'uccello verde: Ida non avi lo pizzuto di cera. Lui è tanto lo fuoco e zocco vuole. Avi. Ali torna a casa e le racconta tutto. Malvizia butta la cera nel fuoco e in un attimo che cosa vede? Un mucchio di giganti. Chi afferra una cazzalora, cu una quarara, cu un tiano. In un batter d'occhio lucidano tutto il rame e lo rimettono a posto. Quando torna la mamma draga, vede il rame lucido come uno specchio e dice: mai pizza, un venerdì tutto sto bene, ma domani ne parliamo. Per ora, radici a mangiare una coscia di sta bestia. E le fa dare una coscia della bestia che aveva ammazzato. Povera Malvizia, come poteva mangiarla? La prese e la gettò dal balcone. Ma appena si affaccia, chi vede? L'uccello verde che le saltellava davanti e le faceva le feste. L'indomani la mamma draga si alzò. Mai pizza, stamattina a lavare la lana delle matarazza miei, da lì e dello schiavetto. Poi lavo cuscino. Io scendo. Quando torno a ribuscare il pane, le voglio trovare lesti, ma se no, te faccio accapoliato. Lei se ne andò e Malvizia rimase nei guai a piangere. Arriva lì e le dice: Chi hai? E che voglio avere? Che la mamma già vuole scusuti li matarazza, lavata la lana e pure li cuscini. Ali esce e va dall'uccello verde. L'uccello verde gli dice: Sfilassi lo filo chiavi e a berranzo cuvole. Ali risale, sfila la corda e compaiono tanti materassai, ma tanti. Chi scuce, chi tira fuori la lana, chi sbatte, chi lava. È il tempo di raccontarlo e i materassi furono pronti. Quando arriva la mamma draga le dice: Sull'est le matarazza, mai pizza. Lesti? Ma sto bene un venerdì, ma non dubitare, che domani ci penso io a tia. E ora, radici a mangiare a mai pizzetta, radici sta menza pecora. Presa la menza pecora, la ragazza la getta dalla finestra. L'indomani la mamma draga disse: Mai pizza, stai nata, di sta cascia ritila, minna affari cammisi, cussuti lavate e impacciati. Sunt all'este, stai nata, si arrostuta. Stavo già ci mancava a Malvizia. La ragazza si mise a piangere e piangere. Ali, che le leggeva nel pensiero, andò dall'uccello verde e gli raccontò tutto. Disse l'uccello verde: Chi sei l'ultima? Non hai più che farci. Dici che pigliassi l'anello che ci dette la regina, ci sgasta la pietra e la mette all'urraio dell'usuli. Tutti gli aiuti che voli, i già ave.
Non vi dico che fate grandiose. Chi mette a mollo la tela, chi taglia, chi cuce. Il tempo di raccontarvelo e le camicie furono cucite e stirate. Arriva la mamma draga con un toro morto sulle spalle. Mai vizia, li cammisi? Casunno! Appena la mamma draga le vede, Ma non me ne ritia tutto sto bene. Domani ti faccio morire io. Ho una paura. l'indomani arriva l'uccello verde. La mamma draga gli dice: Aceddu sì e uomo diventi. e appena l'uccello diventa uomo, si avvicina alla mamma draga e le dice: Ora, per chi la volete fare morire a Malvizia? Tu non t'ammiscari, scinne e vattinne. poi chiama lì. Subito. Pigliata mai vizia e la vallassi nella mannara di capri selvaggi. E a così mi la levo davanti l'occhio. Se la carica sulle spalle ed esce. Appena esce, incontra l'uccello verde che gli dice: Quando la porti? voglio portarla in la mannara. Tecca sta virga, come sinta la chianura, batti sta virga e vedi che ti viene un gran lavori. E li crapi mangiano di due lavori e ci passa la fame. Quando t'ha bisogna erba, tu batti. Ali se ne andò e così fece. Sentito l'odore di carne umana, le capre cominciarono a fare un putiferio. Ali batté la verga a terra e le capre si precipitarono a mangiare. Così Malvizia rimase con le capre e ogni tanto Ali andava a trovarla. Passati 8 giorni, la mamma draga esce per andare al gregge, ma subito la vede un pastore che sorvegliava insieme alla figlia un poco di pecore e di capre. Quando la vede arrivare, la pastorella si alza e dice: Aspettate, mamma già, che vengo io. allora ammazza un poco di pecore e capre, accende il fuoco su una bella catassa di legna, le fa arrostire e gliele porta. La mamma draga, appena le vide, se le mangiò. Poi la pastorella le portò 6 pagnottone e la mamma draga se le mangiò. Poi un barile di vino e una bisaccia con un poco di ricotta e cacio di primo sale e lei si mangiò tutto quanto. Tanto o poco che fosse, tacchete che se lo ficcava tutto in bocca. E così la mamma draga si strafogò. Dopo tutto sto schiticchio, disse alla pastorella: Nudo ha avuto sta pietà per mia, solo che tu. E picchisto tu a essere la moglie di mio figlio. poi se la carica sulle spalle e invece di andare al gregge da Malvizia, se la porta a casa Te, figlio mio, t'hai portato la moglie. e gliela mette davanti. Si volta all'uccello verde. Sappi, mamma, che hai pensato? Se mai vizia è viva, ne la mandiamo a pigliare e i giorni serve. E decisero di fare tornare a casa Malvizia. Poi, appena la mamma draga si allontanò, l'uccello verde andò a prendere l'anello del comando e disse: Subito, una torcia grossa e in talo menzo provoli e palli. E come scatta che le camere della mamma già si innissero per l'aria. intanto Ali parte e torna con Malvizia. Nel frattempo la mamma draga fa maritare il figlio con la pastorella. Sì, ti marito e moglie. E finì. Quella notte Malvizia doveva reggere la torcia accesa ai piedi del loro letto. Arriva la sera e il figlio entra nella stanza della mamma draga. Afferra l'anello e il libro del comando e se li nasconde. Poi, più tardi, ognuno se ne va a dormire. A notte fonda, la pastorella comincia a stuzzicare il marito e lui fa finta di non capire. Ma quando la torcia stava per sciogliersi, lui dice alla pastorella: ora, se tu mi vuoi bene, t'appigliare un pizzuggio la torcia. Borbottando, la pastorella, che già si sentiva signora, scende dal letto e prende la torcia. Al momento giusto, la torcia scoppia, la mamma draga e la pastorella scompaiono e restano Malvizia lì e il padrone. Appena la mamma draga vede quel disastro, urla: Tradimento! Ali, Malvizia e il padrone scappano e quando si voltano si trovano appresso la mamma draga che li voleva ammazzare. Allora Malvizia prende l'anello del comando che dice: Cumanna, cumanno, na turri ribrunzo e no agi sopra sta turri. Appena la mamma draga li raggiunge Ah, ma perché non ti mangiavo prima? e si muzzicava. Vedendo che la vecchiaccia non mollava, Malvizia riprende l'anello. Cumanna, cumanno, che sta maga a diventassi massiccio oro e si innissi 20 canni sotto terra. E subito la vecchiaccia sparisce e diventa una statua tutta d'oro. Malvizia riprende l'anello. Cumanna,
come hanno un bello palazzo con cammarere, carrozze, volanti, abiti e tutto. Manco finisce di dirlo che tutto quanto era lì pronto. Dopodiché Malvizia si veste di reginella qual era e va al palazzo della madre di lui. Sale dalla regina e fa subito levare il lutto. Chi è sta cosa che facete levare il lutto? Le dice la regina. Come? Non mi conoscete? Mai sta? Le dice Malvizia. Lì presente c'era la cameriera che dice: Mi pare riconoscere sta reginetta. Ma è la pellegrina! Malvizia le fece rammentare tutto e figuratevi la contentizza della regina appena sentì che il figlio era vivo e che era scampato a quella vecchiaccia che lo aveva stregato e se l'era preso come figlio. Salite in carrozza, andarono dal Reuccio, baci, abbracci, e il Reuccio raccontò tutte le sue disgrazie, che la mamma draga l'aveva fatto diventare un uccello verde, che lei mangiava i cristiani come fossero biscotti e che l'aveva voluto maritare con una picurara fitusa. Poi le disse: «Su nera più Malvizia, io sarei ancora Cedruvirdi». Malvizia allora prende l'anello. Cumanna! Cumanno che niscissero una pocuri giganti e tirassero a sta magari sotto terra. Subito sbucano i giganti, tirano fuori la statua tutta d'oro massiccio e la mettono su un carrozzone e la trasportano fino alla città della regina. Lì fecero una gran festa per il Reuccio ritrovato e il Reuccio si maritò con Malvizia, mandò a chiamare il suocero e fecero a palazzo una sola casa. Id restarono felici e contenti, noi siamo qua e ne scicamo le renti. Questa fiaba fa parte della raccolta Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani di Giuseppe Pitrè. Se questa storia ti è piaciuta, puoi supportare questo podcast cliccando segui, lasciando una valutazione, una bella recensione e condividendolo con i tuoi amici. È il modo migliore per far crescere Si Racconta. E se vuoi restare sempre aggiornato, passa dalle nostre pagine social. Appuntamento alla prossima storia!